È ormai una certezza dello sport veneziano e non solo il campione lagunare Matteo Dorotini, da speranza del freestyle, una specialità del kitesurf fatta di tante piroette, salti e acrobazie spettacolari che richiedono perciò una grande reattività. I successi conseguiti in questa disciplina lo hanno consacrato a campioncino capace di far sognare. Sono però ancora molti i traguardi da inseguire in carriera, ma l'inizio dei più promettenti. Il giovanissimo veneziano ha conquistato infatti 2 podi nella tappa di Crotone del campionato italiano di freestyle. Primo posto nella sua categoria di riferimento, la junior, arricchito poi anche da un secondo posto assoluto nella categoria open, dove si è confrontato con campioni anche molto più esperti di lui. La gara peraltro non è stata semplice e ha messo a dura prova le capacità di tutti gli atleti, visto che il vento soffiava a una forza di 18-20 nodi. Abbiamo concluso oggi la prima tappa del campionato italiano di freestyle a Crotone. Sono riuscito a conquistare il primo posto nella classifica juniores e il secondo nella classifica open. E niente, adesso torno a casa ad allenarmi per la prossima gara. Il prossimo appuntamento, dove dovrà difendere il titolo tricolore appena conquistato, è quello del 6 settembre al lago di Idro. In bocca al lupo, Matteo.